automobilisti davanti. Allora, dopo aver compreso che a Nuoro la domenica non puoi mangiare fuori, almeno a pranzo, in un giorno non vacanzifero, abbiamo deciso di, come veri turisti che scelgono alimenti e piatti del luogo per conoscere i posti e i sapori locali, abbiamo deciso di mangiare a McDonald's. Forse facciano un Mac salsiccia o un Mac pecorino, un Mac pocheddu, sarebbe proprio buono il Mac pocheddu, proprio carino, guarda qua, caratteristico proprio. Parcheggio per 10 moto non ce ne sarà mai perché immagino sia pieno come un cica cica boom boom. Io vorrei onestamente metterla all'ombra, ma la vedo abbastanza difficile che si possa mettere. Figa, come le formiche, se non parcheggiamo tutti attaccati, cazzo non. Figa, guarda quanti bambini, che schifo, un'infanzia alimentare rovinata. Questo se si levasse dal cazzo perché ci sono anche io. Siamo finiti qua, incredibilmente siamo finiti al McDonald's. Vabbè. Andiamo piano, vero? Come sempre. Va bene. Zen. Metto la versione sport, ok. Tac. Traction control a 6, devi andare. A 6? Sì, non entra mai. Io ce l'ho a 3. Figa, sei già partito? Ah no? Ah no? Non lo so, ci vedo. C'è già il piff puff in corso, scusami, cioè. Ho visto? Allora. Come mai non c'è arteria dentro di te? Stava stanco, ho detto che si stava addormentando prima in autostrada. Sì. Ma adesso vedi che si sveglia. Sì, adesso arriva sulla scimmia e viene a prendere. Beh, direi che è una stradina niente male. Stradina croccantina, mi sa che è quella che poi porta al barettino sulla strada con il piscettino, con il pisciatoio pieno di citazioni romantiche. Guarda come la tiene in piega, in uscita, in accelerazione, il tedescone. E anche qua, guardalo il tedescone. Qua stringe il pilota, si caga un po' addosso, ma non è colpa del tedescone. Mamma che a me questa cosa mi piace tantissimo. Ma non inizia 6? Sono due curve di più. Allora ti muovi o no? Faccio il tornante piano. C'ho dietro mio fratello. C'è anche la luna in cielo, guarda che bella la luna in cielo. Adesso mi metto a guardare la luna. Guardo la luna e guardo Specetta. Porca miseria. Poi qua se sbagli proprio sei giù nel... Sì. Sei maledetto. Il tetano sicuro lo prendi. Taglio un po' per prendere fiato. C'è la zona di decompressione. Si ricomincia. Sì, si ricomincia. Seconda Urkudiez. Via. Apre punto sinistra, via. Accelerazione in uscita, toccatina di freno. Vedo arrivare il Pullman dell'Arst, per quello in tutti i corsi vi dicono guardate davanti, perché c'è sempre un Pullman dell'Arst in arrivo. E se te lo becchi qua mentre sei in piega, un po' messo sulla sinistra, il Pullman dell'Arst lo baci. Sempre guardare davanti, boom, mi allago sulla sinistra.
dove chiama la curva sinistra, cazzo, ma non rompere le palle. Il giorno che smetti di funzionare il tipo sono morto. Dai, ma come cazzo va sta moto? Come giura? Ma sono tu queste ridere come portello? Certo, solo che tu sei lontano e quindi sai, non faccio per niente. Sì, sono due. Vedi, ho detto. Sì, si vedono, sono due. Sei veramente illuminato. Fai apposta. È bella questa, Questa è bella, cazzo. Poi crepusissimo. Arrivo su che ce li ho trincati, guarda, lo so già. Sigaretta, È super sesso questa roba qua. Porca troia, che bella. Ah, c'ho male alle braccia. Sì. No, non sono segnatissime. Ah, Cristo santo. Ah. Non mi fa passare. Non sai, ero troppo vicino, non vedevo. Che merda. Perché poi cercavo anche di fare le traiettorie a Ma io non ti vedevo, figurati se sei tempo di guardare gli specchietti. Ah, stavo registrando tutto. Sì, era tiro, poi ho detto no. Ah, pure la staccata volevi tirarli. Trenino. La pausa sigaretta è pisciata. C'è acqua, ciao! No, niente, no. No, ma è sotto la gente che beve. No, ma c'è ancora una cagata. Non vado. Ma tu che problemi puoi avere? Cioè? No, due ce ne dovevi mandare. Acqua San Martino, profumo di Sardegna. Mi hanno detto una brutta notizia, che quelle appena passate potrebbero essere le ultime curve della Sardegna 2023. Un vero peccato. Sarà per il prossimo anno. Che bella targa che ha questo L200, cazzo. Che bel clima che c'è però qua, mamma mia, oddio. C'ho le braccine fresche, fresco. Sarà bella questa curva. Vabbè.
Non sai neanche dove c'è il portafoglio, porco zio. Controllo il mio perché ho avuto il dubbio.